Cari amici di Camper Veneto, ci troviamo davanti alla cattedrale di Vittorio Veneto e proprio da qui vi proponiamo una sintesi in due parti dell'incontro assembleare che si è svolto il 29 dicembre scorso, al termine della prima fase del convegno diocesano Abita la Terra e Vivi con Fede. La prima fase, lo ricordiamo, ha coinvolto le segreterie e i consigli pastorali di tutta la diocesi, che sono stati chiamati a ricordare l'esperienza vissuta negli ultimi anni sulla tematica del battesimo, evidenziando le positività e le criticità del lavoro svolto. All'incontro del 29 hanno partecipato il vicario generale di Vittorio Veneto, Monsignor Martino Zagonelli, il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo e il giornalista e vaticanista Luigi Accattoli. Oggi vi faremo sentire una sintesi dell'intervento del Vescovo di Vittorio Veneto, mentre la prossima settimana ascolteremo le parole e le riflessioni del dottor Accattoli. Già questa sera noi anticipiamo e viviamo questa esperienza del mettere insieme, del condividere la nostra fede, del condividere le ragioni della nostra speranza, del condividere la gioia che ne consegue. Lo facciamo nella preghiera comune, lo facciamo nell'ascolto della parola della Sacra Scrittura, lo facciamo nella condivisione delle cose fondamentali emerse dalla ricerca fatta nei mesi scorsi, lo faremo nell'ascolto di una riflessione e di una testimonianza del dottor Accattoli che darà un sostegno e un contributo al lavoro di discernimento che stiamo svolgendo in questi mesi, un'esperienza proprio di fede e di comunione ecclesiale. Una prima realtà che emerge abbastanza unanimemente dall'insieme dei contributi pervenuti è l'esperienza positiva di aver avuto modo di riflettere in questi anni sul sacramento del battesimo, fondamento della nostra vita cristiana, e di averne riscoperto l'importanza e la bellezza. Non sminuiamo questo fatto, anzi, proprio questa esperienza e lo stupore gioioso che essa ha suscitato in coloro che l'hanno vissuta ci spinge, mi pare, a vedere nella riscoperta del battesimo un punto di costante attenzione per le nostre comunità cristiane. Un punto da riprendere ciclicamente, continuamente, consapevoli della sua importanza fondamentale per l'intera esistenza cristiana, sia del singolo battezzato che della intera comunità. Una seconda realtà che mi pare giusto sottolineare, a partire dai contributi emersi, è quella che io chiamo la coscienza di ecclesialità che questo cammino triennale sul battesimo ha favorito. Parlo di coscienza di ecclesialità, non limitandosi semplicemente a una consapevolezza teorica, ma coscienza indica proprio qualcosa di più, qualcosa di pratico, di esistenziale. Intendo per coscienza di ecclesialità la coscienza e la presa d'atto, che poi diventa anche atto concreto, di non essere degli individui casualmente o disgraziatamente costretti a camminare insieme, ma di essere delle persone a cui con il battesimo è stato fatto il dono di essere in comunione. Una comunione, cioè un dono, la comunione è un dono che ci precede, che ci è data. Non dobbiamo inventarcela noi, dobbiamo riscoprirla, scoprirla, corrispondervi, ma è un dono che ci precede. I contributi pervenuti segnalano come elementi che si sono rivelati preziosi per crescere in questa presa di coscienza, in questa presa d'atto di ecclesialità, alcune esperienze. Il fatto stesso, veniva ricordato poco fa, dell'aver riflettuto e approfondito insieme il dono del battesimo. Proprio il fatto di condividere questa esperienza, di comunicarla, di accoglierla dagli altri, fa crescere questa coscienza di ecclesialità. Ancora un altro elemento che è utile, che si è dimostrato utile per crescere in questa
coscienza sono i contenuti di questa riflessione, concretamente l'esperienza che il battesimo ci rende il corpo di Cristo, ci costituisce come famiglia dei battezzati, cioè Chiesa. E ancora il percepire gli appelli di continua conversione che ci vengono da questa dimensione, da questo carattere ecclesiale della vocazione battesimale. Appelli che vanno nella direzione appunto della comunione, della corresponsabilità, della ministerialità, della chiamata a dare il meglio di sé per il bene di tutto il corpo ecclesiale e per lo svolgimento della sua missione. Ecco, tutti elementi che sono maturati in questa riflessione, che sono stati segnalati, e mi pare importante raccogliere. E aggiungerei anche questo, anche la percezione e la denuncia delle povertà e delle debolezze presenti nella nostra Chiesa, che sono certamente emerse nei testi, nelle relazioni, sono ben presenti queste povertà e debolezze, no? Ma anche la percezione di queste povertà e debolezze nasce proprio dalla consapevolezza di questo carattere, di questa dimensione ecclesiale costitutivamente presente nel battesimo. Nasce, questa percezione delle nostre povertà, nasce dalla consapevolezza della qualità evangelica che deve caratterizzare la nostra esperienza ecclesiale, la qualità evangelica. E poiché questa qualità evangelica è una qualità alta, chiamiamola per nome, quella della santità, niente di meno, poiché questa qualità evangelica è alta, è comprensibile che le nostre realizzazioni di ecclesialità nelle nostre parrocchie, nella nostra diocesi, siano sempre mancanti, povere, inadeguate, sempre bisognose di ulteriore conversione. Proprio per questo essa va cercata in noi e negli altri con umiltà, senza atteggiamenti facilmente accusatori o colpevolizzanti, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Va cercata con l'umiltà paziente di chi sa che c'è da compiere un cammino di conversione che ci coinvolge tutti e che va nella direzione della carità, del dono gratuito di sé e non semplicemente della pretesa rivolta agli altri. Il Vescovo ha poi parlato dell'utilità delle proposte contenute nel piano pastorale, presentato di anno in diocesi. Le valutazioni emerse, pur assai variegate, sostanzialmente confermano la validità di questo strumento in quanto tale, come fattore fecondo di unità e di comunione ecclesiale. Ripetute però sono le richieste di semplificarlo, di renderlo più facile, più aderente alla realtà pastorale, più facilmente utilizzabile in senso operativo pastorale. Sono senz'altro osservazioni pertinenti di cui si dovrà tener conto nella misura del possibile. Ecco, accogliere le proposte e le indicazioni del piano pastorale diocesano non significa poi eseguire passivamente un programma calato dall'alto. Significa invece accogliere con responsabile discernimento e creatività la direzione di cammino che una diocesi legittimamente si dà. Ho l'impressione che la fase del convenire che stiamo vivendo in questi mesi fra novembre e gennaio, fase dedicata al discernimento, in cui credo che siate tutti presenti impegnati, stia raccogliendo davvero un buon consenso fra quanti hanno accettato di aderire ai gruppi di lavoro nelle unità pastorali e nelle altre realtà. E quindi incoraggio anche ad affrontare la fatica che gli incontri, magari moltiplicati, che sono in programma, costa, ma una fatica, mi pare, su cose su cui vale la pena di spendere anche energie.